Si preannuncia una battaglia tra i banchi. Il 28 dicembre approderà dentro Aula Sollano l'esame dello schema del bilancio di previsione 2017, varato dalla Giunta e appena sfornato dagli uffici comunali competenti, corredato dai pareri positivi del Collegio dei Revisori dei Conti. L'ok è arrivato, ma è subordinato ad una serie di prescrizioni da adottare, tra cui la necessità di riordinare i conti per via di una somma da collocare tra le pieghe dello strumento contabile, circa 1.400.000 euro, che è il costo in più da sostenere rispetto alla già esorbitante spesa stanziata per la gestione dei rifiuti. C'è un fallimento, il fallimento assoluto dell'amministrazione comunale rispetto al fatto che abbiamo approvato un piano economico dei rifiuti, hanno approvato, io non ho voluto dare questa batosta ai miei concittadini, con degli aumenti consistenti, ma nonostante questo non siamo stati in grado di controllare il nostro territorio. I cittadini stranieri hanno conferito più di 700.000 euro di rifiuti, poi c'è stata l'iniziativa del governo Crocetta con il conferimento dei rifiuti a Lentini. Bene, questi soldi dovranno essere calati e spalmati nel bilancio di previsione. Bene, arriva pure in questo bilancio di previsione una delibera prima dell'approvazione del bilancio che dovrà aumentare il costo generale della Tari del 2017. A questo gioco, al massacro nei confronti dei cittadini di Agrigento, io non ci sto, noi non ci stiamo. Marco Vullo, che è anche presidente della commissione bilancio, lunedì avvierà l'iter all'interno del proprio organismo, una corsa a galoppo vista la tempistica necessaria per dare la legittimità alla procedura, ma già annuncia che non voterà il bilancio sia per i contenuti ma anche e soprattutto per la forma. Questo consiglio comunale a questa città di Agrigento serve o non serve? Credo che sia opportuno farla questa valutazione, perché noi siamo stati svestiti del nostro ruolo. Ormai non dipende più da noi decidere quali sono le sorti della città, ma dipende dalla burocrazia, dipende da quell'apparato governativo, da quell'apparato dirigente che si permette di portare, sono consapevole delle difficoltà, ma al 28 dicembre un bilancio di previsione che non è nostro, è un bilancio di previsione che ha deciso la governance, che ha deciso la burocrazia, e quindi il ruolo del consigliere comunale, che è quello di indirizzo, che è quello decisionale anche di portare delle proposte per i cittadini che hanno democraticamente eletto questo consiglio comunale, non c'è più. E allora a questo punto io faccio una proposta, lo dico ai miei colleghi consiglieri comunali: il nostro ruolo non c'è più. Forse questa città di Agrigento non ha bisogno di questo consiglio, forse sarebbe opportuno ragionare e pensare sulle dimissioni di massa di questo consiglio comunale, perché questo ruolo noi non ce l'abbiamo.